Attenzione, ladri in azione tra Roncade e San Cipriano, avvistati nel giardino di una casa in una laterale di via San Cipriano pochi minuti fa. La notizia è apparsa nella pagina Facebook di Furti in Corso dedicata alle segnalazioni in tempo reale di furti ed episodi sospetti. Da alcune settimane a Roncade e zone limitrofe si notano movimenti che non lasciano presagire a nulla di buono. C'è molta paura anche perché ormai siamo sobbarcati di, come dico sempre io, episodi isolati, no? Come dice qualcuno. In realtà sono a decine continui in tutti i paesi e in tutti i comuni. Quindi sì, c'è ansia, c'è paura e c'è anche un po' di rabbia, anzi ce n'è molta di rabbia su questa situazione. E capiamo tutto, ma devono cercare di capire anche noi, perché vedersi gente sconosciuta che gira in giardino, magari in gruppi di 3-4, questo crea paura e ovviamente rabbia, perché non posso fare nulla da solo, non interviene nessuno, quindi cosa faccio? Punto di domanda. Famiglie esasperate che hanno intenzione di chiedere agli enti preposti, prefettura, forze dell'ordine e amministrazioni comunali una maggiore sicurezza nel territorio. Una delegazione di Furti in Corso ha intenzione di recarsi in piazza delle istituzioni di fronte alla questura, perché di fronte alla prefettura in piazza dei Signori la zona è interdetta alle manifestazioni. Per far capire che c'è qualcosa che non va e ormai ce ne siamo resi conto tutti, è inutile che continuino a dirci che va tutto bene, che la provincia è bella e che c'è tutto quanto fiori e farfalle, come dico sempre io. In realtà no, c'è un'emergenza furti, truffe, rapine, esiste ed è vero, è inutile continuare a far finta di niente. Chi vuole viene a trovarci, in realtà siamo una rappresentanza del tutto il gruppo, perché ovviamente erano tutti un po' preoccupati, no? Sia in questura e prefettura dice ma come un gruppo di 19.000 persone cosa fate? No? Ho detto non preoccupatevi, siamo pochissimi e faremo rappresentanza. Poi se nessuno ci darà ascolto, il prossimo giro a quel punto saremo ben molti di più e poi potrebbe essere un problema di tutti, perché quando cominciano a muoversi migliaia di persone è diverso.